Ma oggi il team Infinito Mistero Paranormale si trova nella Domus degli Anas di su Crocifisso Manno, sita tra Porto Torres e Sassari. La necropoli interessa un'area di circa 2 ettari e conta più di 22 tra stanze e tombe scavate nel calcare, costituite da più camere comunicanti. Alcune domus hanno accesso a pozzo, mentre altre sono precedute da un corridoio. Troviamo anche dei simboli come le corna di toro o vacca che indicano la divinità maschile e femminile nello stesso tempo. Il sito si trova in stato di abbandono e non è segnalato da alcun cartello. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per far crescere la nostra passione. Comunque è possibile sopra lo studio. C'è là sotto. Tieni questo. Sta registrando. Ciao. Adesso Gavino sta uscendo. Posso che io sto prendendo aria. Adesso Gavino sta uscendo. Ma spegnete tutte le luci. Ritorniamo al buio più completo. Non ne ho luci. No, c'è tutti gli accesi. Eccoci qua. Stavamo uscendo dalla Domus e il K2 è iniziato a illuminare sino al rosso. Se c'è qualche entità, persona, illumina. Grazie. C'è l'uomo che stava giù, sì. È l'uomo che stava giù. Adesso sei contento e noi stiamo andando via. Bravo. Tanto. Scusa se ti disturbo. Adesso sei più tranquillo, hai visto che non abbiamo intaccato e non rovinato niente. Siamo usciti tranquillamente e vogliamo solo dare voce a te. Questo l'hai capito? È indifferente, vuoi che andiamo via, giusto? Ci stavi salutando? Oppure sei contento che andiamo via? Se vuoi ti lascio Gavino, io me ne vado. Oppure ci andiamo tutti. Oh. Fede, adesso torno dentro. Ritorniamo dopo qua, dai. Adesso ci facciamo le altre domus, le altre case o le altre tombe. Ci segui tu? O rimani qua? Ci segui? O vuoi rimanere nella tua casa? Nella tua tomba? Nel luogo in cui giace, dove giaceva il tuo corpo? Lo sai questo che sei morto? Ne sei consapevole? Oppure sei vivo ancora? Ci sei? Ci sei? Se illumini ce ne andiamo veramente. Ciao, illumina. Salutaci. Torniamo dopo. Ciao. Un bel saluto. Arrivederci. Vuoi che ce ne andiamo? Ciao, ci ha detto. Sì, diverse volte. Diverse volte per andare via. Io. A dopo. Adesso ce ne andiamo. Eccolo. Va, vengo. Registro. Andiamo via. Cosa sei tu da? Solo le tese. Ogni volta che li chiedi su che ce ne andiamo. Sì, stiamo andando. Stiamo andando. Illuminate per favore. Non ce l'ho. Ciao. Ce la fai? Tutto hai, adesso controlliamo se abbiamo tutto. Fatemi uscire prima di punto. Eia, noi sto sempre registrando. C'è stato un rumore. Vabbè, tanto stanno fuori camminata. Ciao. A dopo. Spegniamo. Guarda, giuro, per la mia
Allora, ci siamo spostati in un'altra domus. Questo posto è veramente invaso di buchi nella terra. Veramente, questa qua, dopo ve la facciamo vedere. Sono fatte tutte quante con una colonna centrale e la media sempre di 2 stanze, una a destra e una a sinistra. Ora stiamo continuando l'indagine del team Infinito Mistero Paranormale e vediamo se riusciamo a comunicare con qualcuno anche all'interno di questa domus. Visto che prima abbiamo avuto dei bei riscontri, ora vediamo un po' se il nostro signorino che ci voleva mandare via ci ha seguito. No, non ci ha seguito, ce l'ha anche detto, Raffi. C'è qualcuno che vuole comunicare con me? C'è un uomo all'interno di questa autobus? Se c'è qualcuno, si avvicini alla luce verde. Serve per segnare la Stiamo presenza. vedendo la luce. Quale? Cos'è quella cosa che stiamo vedendo? Io sono. Ah, tu sei. Sono io. Ah, ok, a posto. Faccio vedere com'è la domus che continua dietro di me. Vediamo. Come vedete c'è una colonna centrale. C'è la colonna centrale. Chi è che ha fatto che ha riso? C'è qualche entità che vuole comunicare con me? Con Francesco? Ci vuole dare una mano per spiegare questo posto? Cosa era? Ce lo dovete dire voi cosa era, illuminando la strumentazione. Se vi avvicinate a me, riuscite a illuminare le lucette gialle, verdi, come volete. Ce ne sia una verde e una gialla. Vi possiamo dare una mano. Diamogli il tempo, se c'è qualcuno si avvicini, se vuole comunicare. E illumina la strumentazione. Anche la mia. L'ingresso qua è molto stretto, ma all'interno notiamo che ci sono 3 stanze, di cui un pilastro al centro, dove si sorregge La volta. Guardate, io ci sto con le braccia aperte, ragazzi. In altezza no. Però adesso dobbiamo fare il cambio. Ravino a prendere le telecamere e io fare delle domande. Ravino mi dice se si illumina. Allora, Francesco, entra nell'altra stanza. E vediamo nell'altra stanza. Se la appoggi lì, io arrivo. Sì. Non è semplice, ragazzi, come vedete. Ecco, la telecamera è fissata bene. Ok. Vediamo se abbiamo. Vediamo un po'. Dammi un K2. Dammi quello cinese. No, Pilente 2. No, eccolo qua. Adesso. Ci sono dei lumache. Ehi, Allora. ho schiacciato 1 o 2 di lumache. Allora. Francesco, sembra che sta facendo la cacca, ragazzi. Cazzo, stamattina è già andata. Ok. Allora. Sono sempre in quella. Non so dove Ravino si è appena spostato. Se c'è qualche entità, persona, forma di energia, uomo, bambino, si avvicina a me e io comunico. Perché vada via, anche qui c'è qualcuno che vuole che andiamo via. C'è un bambino, un anziano. Siamo qui per dare voce a voi. C'è qualche entità vicino a Francesco?
C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? C'è una donna che ha detto no. La donna si può avvicinare a me. Se c'è qualche entità, entri nella stanza dove c'è Francesco. Qua c'è qualche altro. Dovrebbe essere un villaggio questo, una necropoli. Quindi sicuramente c'è qualche altro. Si sta illuminando, Francesco? No, sono io. Ah, sei stato tu? Sì. Sì. Ok. C'è qualcuno? Mi prendo così. Sì, sì. C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Entra dentro questa stanza. Entra dentro questa stanza. Sono qua. Ma non ci state in due, Francesco. Ci stiamo. Che c'è la donna salute. Entra dentro, guarda se sei in forma di energia. Sì, sì. C'è qualcuno che vuole comunicare con Francesco? Vuoi comunicare con me? Invece di rispondere, vediamo se c'è qualcuno. Vediamo un minuto. È già qui la testa. Cos'è stato? Ah, la GoPro, scusa. Sì, lo fai. Sono in tasca. Se sei fuori, vieni dentro. Dai, c'è illuminato, no? No, sono arrivato dentro. Grazie, aiuto. Abbiamo aria. Raga, Non me la foto a me con tutto, schiaccia. aspettate. Minchia, c'ho la terra pure nelle mutande. Mi piace di stare fermo e non guardare la croce quando esce. La croce? E io. E quale sarebbe la croce? Vai, tu schiaccia, rimani fermo. Ma devo schiacciare sulle cose di scattare? Schiaccia, rimani fermo. Aspetta. Ok. Fatta. Come è uscita? Smetto di essere un uomo. Ok. Oltre ad essere uomo, riesci a buttare un K2. Non a illuminare, a buttarlo. Oppure un sacerdote. Un uomo, eccolo lì, si è illuminato anche l'altro. Sì, un sacerdote che è rimasto qua. Sta illuminando. Sì, lo sto riprendendo.